Bentornati, insomma, appuntamento con le previsioni meteo. Un vortice ciclonico proprio sulla Russia avanza e porta un notevole brusco calo delle temperature. Proprio in questi giorni forti venti di Bora anche oltre i 100 km/h soffieranno da nord-est, apportando quindi l'allontanamento definitivo dell'anticiclone, seppur porterà ancora della stabilità atmosferica. Lungo il settore adriatico saremo più interessati proprio da episodi di freddo intenso, anche fino a punte di -4, -5 gradi sulle campagne in Val Padana. L'anomalia, come vedete, delle nevicate che sono sempre più importanti sull'Europa centro-orientale interessano ancora una volta anche parte della Scandinavia proprio a causa di questo minimo depressionario, mentre ancora della umidità si infiltrerà sul Nord Africa e sulle due isole maggiori in modo particolare. E come vedete il blocco anticiclonico, chiamato anche Rex Block, proprio per questa azione di blocco delle correnti più miti anticicloniche, si dirigeranno verso la Groenlandia e, come vedete, l'ingresso delle correnti un po' più fredde porteranno quindi un notevole calo delle temperature anche sul versante adriatico, soprattutto sul Veneto e sui medio-bassi settori dell'Adriatico, oltre al Friuli Venezia Giulia. Insomma, scenderemo davvero molto sotto la media proprio tra il 31 e il primo giorno di gennaio, quindi l'ingresso anche del nuovo anno porterà un scenario quindi tipicamente invernale. Come vedete, il 31 saremo contraddistinti ancora dalla presenza di qualche nebbia foschia, soprattutto al nord-ovest, ma nel corso dei giorni successivi, proprio a partire dal 31 in poi, i forti venti che spingeranno da nord-est faranno spazzare via quindi le nebbie e cambierà nuovamente il tempo, lasciando quindi spazio a cieli per lo più poco nuvolosi al nord. Invece quello che sentiremo al sud sarà molto importante, perché come vedete avremo l'azione di qualche piovasco che interesserà soprattutto la Sicilia, e come vedete proprio la Sicilia e sulla Bassa Calabria, anche su parte della Sardegna, assisteremo a qualche locale piovasco. Proprio all'inizio quindi del nuovo anno, come vedete, assisteremo alla discesa di quest'area più fredda di matrice polare, a questa seccatura molto rilevante che si concentra sulla Scandinavia e porta graduale discesa proprio di queste correnti verso la Gran Bretagna e sui paesi del nord Europa. Non andrà però intanto a influenzare invece il nord Italia. Infatti si avvicina a questo campo esteso anticiclonico che questi venti da sud-ovest spingeranno gradualmente proprio tra l'1 e il 2 del mese, porteranno un lieve rialzo delle temperature al nord, si rialzeranno ulteriormente al sud, quindi pensate che al centro e al sud potremo toccare i picchi di 17-19 gradi, pensate, soprattutto quindi i primi giorni della settimana, mentre come vedete giovedì queste saranno le aree più influenzate dalle precipitazioni. Le condizioni vedranno anche il 2 del mese con questi affondi un po' più umidi di matrice oceanica, quindi spinte da occidente, questa depressione che è ancora difficile da vedere dove si potrà andare a collocare definitivamente, con più probabilità sulla Spagna e sul Marocco, mentre queste le precipitazioni che vedete si concentreranno soprattutto lungo il versante tirrenico per quanto riguarda il 2 del mese e in modo particolare sulla Campania. Le condizioni vedo invece stabilità al nord, non avremo fenomeni, solamente passaggio di nubi alte. E guardate invece come si configurano le due particolarità dal punto di vista termico, perché ci sono due ipotesi. La prima ipotesi che vede questo affondo di correnti di matrice artica più proiettate verso l'Europa occidentale e concentreranno anche sulla Francia, mentre da noi, guardate, avremo la spinta di correnti molto più miti di matrice africana che andranno insomma ad includere anche tutta l'Italia, ad eccezione dell'estremo Piemonte. E questa anomalia potrebbe insomma agire non solo su parte dell'Europa, ma su gran parte dell'Europa fino alla Russia, quindi aspettatevi che potrebbe arrivare questa parte insomma davvero
molto rilevante, ma le ultime analisi mostrano anche una seconda parte che sta aumentando di probabilità, ovvero che questo flusso artico possa addirittura spingersi ulteriormente verso sud, quindi fino alle medio-basse latitudini, spingersi anche fino al nord Italia e con molta probabilità, avendo questo affondo più deciso, potrebbero arrivare delle prime nevicate quote decisamente basse per il periodo. Parliamo ovviamente al momento di quote neve attorno ai 400-600 metri in generale su tutto quanto il settore prealpino e in genere sull'Appennino attorno agli 800-1000 metri. Questa è al momento la quota neve proiettata al momento per quanto riguarda una possibile perturbazione che potrebbe arrivare proprio nel weekend. Al sud risentiremo di temperature sopra la media, il sud e il centro saranno in gran parte proiettate da temperature sopra la media, invece il nord vedrebbe quindi la classica inversione termica che stiamo assistendo in questi giorni e poi il deposito nei bassi strati del freddo, che consentirà quindi, come vedete nel weekend, sabato, alla spinta di correnti un po' più umide di matrice atlantica che porteranno delle precipitazioni, ma attenzione ovviamente al rinforzo dell'anticiclone che al sud e al centro sarà inevitabile. Il sud e il centro rimarranno bloccati quindi da temperature sopra la media. Al momento quindi è più favorito il nord Italia da questa configurazione che comunque però è fortemente disturbata. Cosa vuol dire? Che avremo questa discesa dei geopotenziali profondi verso le nostre latitudini che consentono quindi a delle situazioni più proiettate di freddo dalla Islanda verso l'Europa centro-settentrionale, compresa l'Italia. Quindi potrebbe affluire sempre più quest'aria fredda almeno fino al 12 del mese di gennaio. Queste le proiezioni, poi ovviamente viste la distanza temporale, ma vi ricordo che stavamo parlando di incertezze nei giorni precedenti proprio perché non era detto che tutta l'Italia stesse al freddo e quindi solamente il nord Italia potrà risentire dei primi episodi di nevicate a bassa quota, ma al momento non si parla di zone di pianura. Consultate i prossimi aggiornamenti meteo.